molto presente nelle diverse attività per il genovese, in televisione, ma anche autore di numerose raccolte lessicali, insegnante di genovese e presidente dell'associazione culturale Accompagna. Lo chiamo qui da noi, grazie. Allora, intanto, magari posso farlo un senese, ringrazio Erika Autella per l'invito che mi ha fatto, che è stato molto molto importante. Io penso di raccontare la grammatica del genovese che Toso ha pubblicato per la Compagna, quindi sotto patrocinio della Compagna, di cui io sono presidente, e quindi mi è sembrato giusto. Grammatica, e tra l'altro io ho letto e appuntato almeno 2 volte, perché è una grammatica interessante, ma adesso vi dirò qualche cosa di più preciso su questa pubblicazione di Toso, di questa grammatica. Intanto ricordo che Toso non aveva nemmeno 30 anni quando nel 1991 la Compagna lo ha insignito del premio De Martini per la sua infaticabile attività di studio sulla lingua e sulla letteratura genovese ligure. Quindi diciamo un Toso giovane che prende un premio molto prestigioso, perché era proprio un premio dato per i personaggi che avevano contribuito alla conoscenza, allo studio della lingua genovese e ovviamente della lingua ligure. Toso ha collaborato molto con la Compagna, tanto per citare, nel 90 ha contribuito alla bibliografia dell'Italia Ligure, ha contribuito nel 93 le poesie storiche, questo bel volume di poesie storiche dell'Anonimo Genovese. L'Anonimo Genovese è difficile da leggere, ma in quel libro lì effettivamente è molto ben spiegato, e quindi queste poesie storiche, poi ci sono quelle morali, eccetera, eccetera, e è stato invece proprio un bel contributo. Ha aggiornato la bibliografia che aveva già fatto all'inizio, tanto per citare, con la collaborazione anche della Giulia Petrarco Sicardi, che è stato un po' un personaggio che sulla linguistica ligure è stato molto importante, e per i 250 anni del Balilla ha pubblicato Un trionfo du popolo senese, che era disponibile solo in versione manoscritta. Lui l'ha pubblicato quindi in maniera leggibile, ma l'ha corredato effettivamente di note e anche di un glossario ragionato. Quindi è un libro interessante che è uscito sempre sotto l'egida della Compagna. Io ho citato solo questi, ma la collaborazione con la Compagna era effettivamente più ampia. In quel periodo, quindi siamo negli anni 90, la provincia, che esisteva ancora, dava dei cofinanziamenti per la produzione di materiale culturale. Cofinanziamenti vuol dire che ti dava solo una parte, non ti dava proprio tutto, ma però quando te li dava dei special. Allora, c'è il finanziamento, datemi cosa volete pubblicare, ditemelo. Allora lì si andava da Toso, che qualcosa aveva sempre da pubblicare, per fortuna. Ci ha pubblicato anche 2 quaderni che io poi non cito, proprio per la Compagna, cofinanziati dalla provincia, eccetera. Quindi era veramente una persona che nei confronti della Compagna è stata grandemente disponibile, proprio sovvenendo ogni volta a le esigenze che in quel momento si presentavano. Mi ricordo così, che aveva anche fatto la toponomastica del centro storico tutta tradotta in genovese, ed era un manoscritto che non ho idea di dove sia, purtroppo, perché se l'avessi trovato l'avrei anche citato. Va bene, abbiamo quindi questa grammatica che viene pubblicata un po' alla svelta, l'aveva lì, tant'è vero che in questa grammatica trovate intanto quello che mi ricordo che Toso mi disse una volta, dice, a questa grammatica ci manca l'indice analitico, perché lui riteneva che una grammatica dovesse avere l'indice analitico per poter accedere ai contenuti. In realtà non ha l'indice analitico perché abbiamo dovuto fare alla svelta, non ha tempo di mettersi lì a farlo, e questa è la situazione che si era venuta a creare. E allora si trovano anche delle incongruenze. Per esempio, Toso dice che il suono della O italiana non compare mai in sillaba chiusa dalla N velaro nasale, quindi O e con la N on. In realtà, poche pagine dopo scrive along, che vuol dire su via,
che scrive con 2 L, 2 righe sotto scrive alone con una L sola. Allora, siccome queste qui sono proprio tipiche, diciamo, incongruenze dovute al fatto che è stata, Toso non ha potuto fare una rilettura critica della grammatica prima di pubblicarla. Va bene, questo l'ho voluto dire perché mi sembrava giusto. Se uno dice trova delle incongruenze alle cose, certo, c'è una motivazione che è questa, ma non ha l'indice analitico. Purtroppo anche Toso se ne è lamentato, però la situazione era quella dovuta alla velocità con cui bisogna intervenire per non perdere i finanziamenti della provincia. Vediamo la grammatica. Allora, intanto dico subito che la grammatica è una grammatica formale. Quindi è divisa secondo le divisioni della grammatica: fonologia, morfologia, sintassi. Questa grammatica, quando è uscita, è stata criticata, in particolare nella parte della fonologia. E oggi ci sembrerà strano, ma le critiche non erano rivolte alla grafia usata da Toso. Toso ha preso la grafia tradizionale, tanto per dire, quella del Casassa, quella del Casaccia, e l'ha in qualche misura razionalizzata, d'accordo? Ma le critiche non sono state lì solo per una parola, zeneise, che Toso per motivi etimologici scrive con una Z e con una S, ma che da quando si deve a parola zeneise è sempre stata scritta con 2 Z. Lì c'è stata un po' di polemica, ma la vera polemica accesa è stata sulla pronuncia, in particolare della E. Per esempio, noi, se prendiamo la parola vendere in genovese, gnateri desena dimo vende. Invece lui dice che prima della N velare la E è sempre aperta e quindi lui dice vende. Lui sostiene che si dica ben, sta ben. Ecco, devo dire, io da parlante della varietà urbana, io parlo il genovese di Genova Centro, quella si chiama la varietà urbana. Se uno mi dice come ti stai ben? Mica dico da quale paese te, perché noi non lo diciamo così. Lui sì, ma lui è di Arenzano e lui ha anche detto che, per esempio, il plurale della parola cane, can, che gnatre asena di mu ken, lui sostiene che vada detto ken, e dà anche delle motivazioni che lui ha chiamato i plurali metatetici, che vi risparmio. Questa è stata una polemica, ma è stata una polemica veramente accesa. Allora non esisteva WhatsApp, tutte queste cose. C'erano però delle liste di discussioni, delle liste di Yahoo, e c'erano i forum che adesso praticamente non si usano più. E lì c'è stata veramente quasi a livello dell'insulto. Io condivido il fatto che forse non andava preso il genovese di Arenzano come paradigma del genovese urbano, però sul resto io ho sempre difeso Toso, sempre, sistematicamente, pubblicamente l'ho sempre difeso, proprio per quello. E questo polemica su questa questione qui, lui è anche un po' provocatorio, perché quando dice la E aperta mette come vendilu, che gli altri abbiamo detto con la E chiusa. Quindi, però, questo ha messo poco in luce gli altri aspetti della grammatica, che sono invece ottimi. In particolare, una delle cose che io ho gradito, per cui per me è valsa la pena di leggere una seconda volta la grammatica, è la fraseologia. Lui stesso se ne preoccupa Toso e prima di iniziare la parte della fonologia dice: io ho fatto delle scelte sugli esempi seguendo certi criteri, un po' di cose l'ho sentite, un po' di cose ho cercato di recuperarle, eccetera, eccetera. Quindi Toso stesso ritiene che sia importante la fraseologia. La fraseologia è bellissima. Se uno va a vedere le frasi, e qualcheduna ve la dico, ulede in nesciu che nu te dico, è meravigliosa. In italiano non la potremmo tradurre così. Oppure dice genodetum hai tante che basta. Bellissima. Chi è che parla in senese così? Perché io sono un genovese buono, con tutto che c'è, sciurtiamo peggio. Bellissima. Questo è proprio un genovese molto bello, che lo troviamo in questa fraseologia che Toso ci ha trasmesso in questa grammatica, e che è fondamentale. Di queste
siccome la polemica era su altre cose, queste cose le abbiamo perdute. Allora sono contento invece di recuperarle qui, proprio in un'occasione che viene fatta in suo onore, perché sono veramente belle. Ne ho aggiunte qualcheduna nel testo che poi verrà pubblicato negli atti, quindi se uno vuole ne può leggere qualcheduna di più. La grammatica italiana, scusate, la grammatica genovese in molte parti è simile alla grammatica italiana, hanno tutte e due una comune origine che è il latino e quindi è molto simile. La cosa interessante è allora andare a vedere dove non è simile e Toso cosa fa dove non è simile. Allora, per esempio, una cosa nuovamente che fa parte, diciamo, di un genovese verace è quello della doppia preposizione. Chi parla genovese, tutti abbiamo sentito dire, ma sunganetu a pefunsi. Ci sono due preposizioni. Mario Cappello, in una canzone che si chiama La mia dude Castelletto, dice come alle bella zena vista de delasciù, doppia de delasciù, passa pedela, eccetera. E c'è tutto un repertorio che Toso fa nella grammatica di questo della doppia preposizione, che è una cosa nostra. Poi segnala alcune cose, per esempio, certo non vuol dire sicuro, che ne abbiamo seguito. Certo vuol dire che una certa queda nascene a casa. Allora lì si può usare certo, ma ti vieni domani? Certo. No, si dice seguito. Soltanto che in italiano, certo, ha anche quell'altro significato di sicuro, e quindi avendo l'italiano alle nostre spalle, chi parla genovese non lo parla in maniera verace, cade poi in queste cose. Toso segnala che si può dire cimeggio e cipeggio, che sono da matita blu, però in genovese si può dire, lo usava anche il Martin Piaggio, poi segnala alcune caratteristiche sintattiche, ma la cosa curiosa è che il bel genovese, il genovese di Marzari, è così perché Marzari curava molto quella che si chiama prosodia o fonetica sintattica. Cioè cosa succede quando le parole invece di essere dette da sole vengono dette dentro una frase. In genovese ci sono notevoli cambiamenti. Per esempio ce n'è uno che si chiama spostamento sintattico dell'accento. Se io voglio dire con la e quindi per esempio dico alla parlò qua vicina, non dico qua con l'accento, ma lo sposto l'accento sulla A, o la parlò qua vicina, e questa è una caratteristica nostra. Io dico, ma Toso è possibile che non l'abbia marcata? Non l'ha marcata, ma l'ha marcata solo nella versione fonetica delle frasi, perché lui di ogni frase della fraseologia, lui ha sempre indicato la trascrizione fonetica, e quindi anche in questa. Quindi Toso lo troviamo nella sua fraseologia, in tutto l'insieme delle cose che ha detto della grammatica, ma lo troviamo anche nascosto nella trascrizione fonetica di ciò che lui riporta. Grazie. Grazie per aver parlato della grammatica. Forse mi preme sottolineare che ovviamente, appunto, come è stato detto, si ritrovano ogni tanto delle sviste, ma in quasi tutti i libri, no? Ovviamente il lavoro che è stato fatto, no? È un lavoro che non ha fatto nessuno in questo tipo di grammatica, quindi sicuramente senza rivali, pur essendoci qualche dettaglio che può essere sfuggito. Sì, benissimo, grazie. Sì, allora aspettiamo un attimo ancora. Guardo anche il tempo. Ok. Va bene, allora ho il piacere di presentarmi, allora io mi sono già presentata, Erika Autelli dell'Università di Innsbruck e dell'Università di Studi di Sassari, e ho il piacere di presentarvi il mio collega di Sassari, Marco Caria, e siamo i due allievi di Fiorenzo Toso, e anche Marco sta tenendo adesso dei corsi che erano quelli di Fiorenzo, proprio all'Università di Sassari, e inoltre va menzionato che Fiorenzo c'è stato molto
di aiuto anche per le nostre tesi di dottorato, quindi volevo menzionare anche questo, che ci ha aiutato per tanti anni, è stato il nostro punto di riferimento e continuerà ad esserlo. E in questa presentazione vorremmo, forse dovrei menzionare che teniamo anche altri corsi, no? Nel caso del collega di glottologia. E abbiamo scelto 2 opere da presentarvi, ce le siamo suddivise. La prima è Le minoranze linguistiche in Italia, pubblicata nel 2008, e la seconda è La Sardegna che non parla sardo, pubblicata nel 2012. Questo è il primo dei 2 libri. Me ne occuperò io. Quindi il primo libro è Le minoranze linguistiche in Italia. È interessante perché l'Italia offre un panorama di varietà diatopiche, quindi di dialetti italiani regionali e lingue minoritarie, probabilmente molto più alto di molti altri paesi europei. E quindi è una ricchezza che rende l'Italia unica nel suo genere. In questo libro vengono in particolare analizzati i dialetti e le lingue minoritarie. E ovviamente sono degli studi molto importanti per chi si vuole approcciare alle diverse parlate d'Italia, no? Che non sono solo i dialetti che conosciamo o il tipo di italiano che parliamo. Prossimamente io e il collega Caria, anche insieme a degli altri colleghi, quindi insieme al dottor Imperiale, Riccardo Imperiale, pubblicheremo 2 volumi sulle varietà storiche minoritarie in Italia, su Linguistica Online, l'anno prossimo, e sempre l'anno prossimo, ma di taglio divulgativo, insieme agli antropologi di Roma, Destro Bisol e Marco Capocasa, questo libro che si chiamerà Gli italiani che non conosciamo, perché come vedremo ci sono veramente delle realtà che non tutti conoscono o se ne conosce solamente una parte. Per motivi di tempo vi farò vedere come è suddiviso il primo libro. Ci sono 3 sezioni principali che ora vedremo nel dettaglio. La prima parte è dedicata alla terminologia e anche a determinati concetti. Quindi Fiorenzo Toso distingue tra minoranza linguistica e minoranza nazionale, spiegando che in realtà sono 2 concetti diversi, ma che possono anche coincidere. Pensate al tedesco dell'Alto Adige, è sia una minoranza linguistica sia una minoranza nazionale, mentre non è caso di altre varietà. Per esempio nell'Italia meridionale si parla l'albanese, detto anche Arberesh, e per esempio neanche l'algherese della Sardegna, quindi del catalano di Alghero, queste varietà non vengono riconosciute come lingua nazionale. Chi decide se una varietà è una lingua o un dialetto, no? Questo è un discorso su cui si potrebbe discutere giorni interi, giornate intere, però in realtà a livello politico c'è una legge, la legge 482 del 1999, che ha deciso quali varietà chiamare lingue, e il che ha anche determinate ripercussioni, perché se una varietà viene dichiarata lingua viene anche finanziata magari per determinate cose, e quindi le altre varietà che non sono state scelte vengono in qualche modo discriminate perché i criteri non sono stati del tutto oggettivi, no? A volte c'è veramente una scelta arbitraria, quindi completamente casuale. Abbiamo la seconda sezione dedicata a un panorama delle lingue minoritarie in Italia. Quindi qui Fiorenzo Toso specifica che a partire dagli anni 70 è associato un forte interesse per le minoranze linguistiche. Tra queste menziona quelle nazionali, pensate al francese, non si parla solo in Francia, ma anche nella Valle d'Aosta, o il tedesco dell'Alto Adige, lo sloveno in Friuli. Abbiamo le lingue regionali, quindi il ladino, pur esistendo diverse varietà di ladino, pensate al ladino dell'Alto Adige, no? Quindi forse molti di voi l'avranno già sentito, c'è anche il friulano e il sardo che vengono proprio riconosciute come lingue, anche se al loro interno hanno anche più varietà, no? Quindi è interessante. Poi c'è un capitolo intitolato La continuità dialettale transfrontaliera, in cui si parla dei dialetti franco-provenzali e quelli provenzali alpini, quindi qui ci si riferisce alle parlate in provincia di Cuneo e di Torino.
E poi ci sono anche delle cosiddette colonie linguistiche, la grecofonia nell'Italia meridionale, si pensi ai greci nella Puglia o ai grecanici della Calabria, dialetti alto-italiani della Sicilia, dialetti gallo-romanzi nel meridione, l'albanofonia l'abbiamo già menzionata, il catalano di Alghero, anche il tabarchino, che appunto si relaziona molto bene con il genovese, perché per chi approfondisce il tema e già sa che appunto le origini dei tabarchini sono legate ai genovesi. Abbiamo i dialetti valser parlati in Italia, in Valle d'Aosta, in Piemonte, dialetti germanici nell'Italia nord-orientale e dialetti croati o slavi del Molise. Poi abbiamo anche dei dialetti italiani come minoranze, i cosiddetti dialetti corsi e sardo-corsi, che dicevamo a loro volta con influssi liguri, la venetofonia in Friuli, i dialetti alto-italiani della Basilicata e della Campania, e vengono menzionate alcune eteroglossie interne minori. Inoltre vengono anche menzionate delle varietà che sono state discriminate nel tempo, quindi ancora troppo poco analizzate, tra cui appunto quella le varie varietà dei Rom e i Sinti in giro per l'Italia. Abbiamo poi la terza parte, l'italiano e i dialetti italiani all'estero, quindi l'italiano non si parla solamente in Italia, ma ad esempio in Svizzera, a Malta. Abbiamo l'italiano come lingua minoritaria in Slovenia, in Crimea, ad esempio. Abbiamo parlato prima del monegasco, quindi con Claude Passet, si parla in quel caso da dialetti a lingue. Ora ovviamente per motivi di tempo non posso approfondire, ma per darvi un quadro, e anche di eredità dialettali italo-romanze nel Mediterraneo occidentale, ad esempio il Bonifacino, i dialetti liguri delle Alpi marittime e le presenze italiane in Provenza. Infine ci sono delle isole alloglotte nei territori italiani all'estero. Abbiamo il dialetto valso nel Canton Ticino, l'istro-rumeno, il greco anche di Kagès e le colonie valdesi del Württemberg. Passiamo al prossimo libro. Sì. Il volume La Sardegna che non parla sardo, pubblicato nel 2012 per conto della edizioni QEC, rappresenta il punto di riferimento fondamentale per chi si occupa delle alloglossie presenti in Sardegna. Fra gli intenti di Fiorenzo Toso, oltre alla descrizione puntuale delle varietà alloglotte, spicca la volontà di restituire dignità e visibilità alle parlate escluse dalla legge 482. Il volume affronta inoltre anche 3 realtà che non sono tutelate nemmeno a livello regionale, nello specifico il Madalenino, la Venetofonia e Sarromanisca. Il testo è quindi strutturato in un'ampia prefazione, 5 capitoli principali e 2 appendici conclusive. Il gallurese è una macrovarietà che si è originata da migrazioni provenienti dalla Corsica meridionale e che appartiene ai dialetti sardo-corsi parlati nella provincia di Sassari, di cui vengono messi in evidenza i tratti linguistici condivisi con il sardo-logudorese per il contatto, quelli condivisi solo con il corso meridionale e quelli di sviluppo autonomo. Il lessico presenta il prevalere degli elementi corsi, con numerosi prestiti mutuati dal sardo e dal catalano o dal castigliano, sempre tramite il sardo. In base alle più recenti indagini sociolinguistiche, il gallurese presenta una buona vitalità e numerose iniziative di rivitalizzazione. Il secondo capitolo del volume è dedicato al sassarese. Il sassarese è una varietà complessa che appartiene ai dialetti sardo-corsi, però il sassarese nel tempo è stata considerata ora una varietà del gallurese, ora un dialetto completamente corso o completamente toscano, ora come un logudorese imbastardito, ora addirittura come un pidgin creolizzato. Del sassarese Fiorenzo Toso analizza gli elementi in comune con il corso, anche per quanto riguarda il dialetto di Ajaccio, quelli sardi e soprattutto a livello lessicale, quelli catalani, spagnoli e genovesi. Il sassarese copre un'area geografica molto più ampia di quella urbana e presenta numerose sottovarietà diatopiche. Nonostante il retrocedere progressivo della parlata, soprattutto nel capoluogo di provincia, si registrano comunque numerose iniziative per la sua rivitalizzazione anche da parte delle generazioni più giovani. Sì, con quello. Sì.
indietro. Okay. Il terzo capitolo è dedicato al Maddalenino, che per la sovrapposizione di elementi liguri moderni sulla parlata corsa bonifacina originaria viene definito da Fiorenzo Toso come una varietà interferenziale che presenta numerosi tratti arcaici tipici del bonifacino e altri più recenti, liguri o galluresi, con una costante e progressiva italianizzazione. Purtroppo per il Maddalenino Fiorenzo Toso non registra effettive iniziative di rivitalizzazione della parlata, sempre più orientata a una maggiore integrazione con il retroterra gallurese. Il quarto capitolo è dedicato all'algherese, che oltre al sardo costituisce l'unica alloglossia isolana riconosciuta dalla legge 482. Frutto del completo ripopolamento con genti catalane avvenuto a partire del 1350, la varietà algherese rientra attualmente nel blocco orientale del sistema dialettale catalano, pur con numerose peculiarità linguistiche, fra cui molti elementi lessicali arcaici e la presenza di numerosi sardismi, di castiglianismi, di italianismi, oltre a creazioni autonome accolte anche nella lingua catalana standard. Benché per l'algherese si osservi una progressiva sostituzione a favore dell'italiano, fa da contraltare una forte rappresentazione locale della lingua, per la cui rivitalizzazione e insegnamento si registrano numerose iniziative anche a carattere associativo. Il tabarchino è una varietà ligure molto cara a Fiorenzo Toso, importata da coloni provenienti dall'isola di Tabarca in Tunisia e parlata a Carloforte sull'isola di San Pietro e a Calasetta sull'isola di Sant'Antioco. Le due località in cui è presente il tabarchino costituiscono anche le due sottovarietà della parlata. A Carloforte infatti si evidenzia una maggiore conservatività dei tratti originari, mentre a Calasetta sono maggiori le influenze provenienti dal sardo campidanese. Il tabarchino è in assoluto la varietà alloglotta più vitale presente in Sardegna, parlata attivamente da quasi il 90% della popolazione di Carloforte. Sono inoltre presenti numerose iniziative culturali a favore della preservazione e della diffusione della parlata locale. E infine, per concludere, Fiorenzo Toso si è anche dedicato al Veneto e a San Romanisca. Il Veneto è parlato a Fertila, a Maristella e in tutto l'agro di Alghero, oltre che ad Arborea nella provincia di Oristano. La venetofonia in Sardegna è conseguente alle politiche agrarie del fascismo, ma nel caso di Fertilia si deve anche al fatto che questa località, a 7 chilometri da Alghero, ha ospitato i profughi istriani e dalmati sfuggiti dalla Jugoslavia nel 1947. Il Veneto in Sardegna presenta in generale una forte tendenza all'italianizzazione e alla sardizzazione. San Romanisca, infine, è il gergo quasi scomparso dei ramai di Isili. È composto da appena un centinaio di termini e la sua origine è stata spesso ricondotta all'Arberesh o a parlate zingaresche. Tuttavia, pare più probabile che sia il frutto del contatto fra i ramai sardi e quelli di altre regioni, da cui sono stati presi elementi linguistici in seguito più o meno adattati alla morfosintassi del sardo campidanese. San Romanisca è tutelato purtroppo soltanto dallo Statuto Comunale di Isili. Grazie a tutti per l'attenzione. Sì, grazie mille. Però anche la prossima relazione online. Abbiamo Andrea Luxoro, che è amico esperto del tabarchino di appunto Fiorenzo Toso ed è direttore dello sportello linguistico di Carloforte, fondatore di numerose associazioni culturali e anche della Fiera del Libro di Carloforte. Gli passerei la parola, se riusciamo. Perfetto. Si sente? Sentite bene? Luxoro con la X. Si sente l'audio? Andrea. Facciamo una prova. Facciamo una prova, si sente? Perfetto. Allora, grazie mille. Se tutto procede io vado avanti, fatemi un cenno, se sentite nettamente e chiaramente. Perfetto. Allora, Solo un attimo che non vediamo, sentiamo ma non vediamo. Un Ok. secondo, vediamo il via. Ecco, eccoci qua.
Perfetto, mi sentite e mi vedete, bene. Esatto. Allora, innanzitutto devo premettere e portare i saluti dell'amministrazione comunale di Carloforte, nella persona della vice sindaco Betty Di Bernardo. Diciamo che questo evento ha avuto grande eco nella nostra comunità, ma avete già voi anticipato con i numerosi riferimenti al mondo della tabacchinittà, quanto la figura di Fiorenzo fosse legata a queste due isole così lontane, ma poi così vicine dal punto di vista culturale ed affettivo. Porto inoltre i saluti della Presidente dell'Associazione Culturale Safirina, associazione che ha collaborato strettamente con Fiorenzo Toso. E porto i miei saluti personali. Diciamo che quando Fiorenzo iniziò a lavorare con le varietà loglotte del Sulcis, al termine dei suoi primi contatti si costituì un piccolo gruppo di persone che poi divennero i referenti in loco. Quindi porto i saluti di tutti coloro che con Fiorenzo hanno collaborato, però visto che i tempi stringono, vado direttamente al tema della relazione. Oltretutto ho avuto il piacere di svolgere questa diretta online. Mi scuso di non poter essere presente a Genova, ma la stiamo trasmettendo da un luogo molto significativo, che è il Polo della Lingua Tabarchina, che l'amministrazione comunale appunto ha voluto dedicare proprio a Fiorenzo Toso, in maniera informale da alcuni mesi, con una serata alla quale hanno presenziato sia i figli che Marta Galinanes, che saluto e ringrazio per avermi invitato oggi, e soprattutto appunto questo luogo che a breve lo diventerà anche in maniera informata, con gli atti che saranno dovuti per intitolare il Polo della Lingua a Fiorenzo Toso. Questo vi fa capire quanto sia stato importante questa figura per il mondo della tabarchinità linguistica, ma scopriremo anche non solo dal punto di vista linguistico. Il ringraziamento poi va esteso ovviamente all'Accademia che oggi ci ospita e ai singoli docenti che hanno reso possibile che anche il tabarchino fosse oggi rappresentato. Nel particolare noi oggi focalizzeremo l'attenzione su 3 opere fondamentali che Fiorenzo ha sviluppato sul tabarchino. Sono la grammatica, il già citato vocabolario etimologico tabarchino e l'ultimo, ma non in ordine di tempo, i tabarchini di Sardegna. Ovviamente per arrivare a queste pubblicazioni noi dobbiamo fare una premessa. È molto più facile anche per il pubblico presente argomentare su quello che è il mondo ligure urbano. Avete una vasta letteratura, avete studi sulla letteratura, sulla linguistica, sulla glottologia. Ovviamente il tabarchino fino a una storia abbastanza recente non godeva di questi vantaggi. Non per questo è stato precluso un interesse da parte soprattutto degli studiosi locali. Non c'è stato un disinteresse totale rispetto a quelle che sono le tematiche legate al mondo linguistico tabarchino, ma ovviamente dobbiamo per forza considerare che tutti gli studi che dalla seconda metà del 1900 sino all'arrivo nelle 2 comunità tabarchine di Fiorenzo Toso avvenivano quasi esclusivamente da parte di persone che avevano un punto di vista emico, sia all'interno della comunità. Questo voleva dire che non che sia meno importante, ma che comunque rappresentava una visione parziale. Studi da parte di persone esterne alla società, quindi con un punto di vista esterno, li abbiamo avuti a inizi del Novecento con Bottiglioni, siamo andati avanti con altri tipi di ricerche, Blasco Ferrer, sino ad arrivare al 1998, quando sul tabarchino viene fatta in maniera strutturale una serissima indagine sociolinguistica ad opera della dottoressa Sizia, che già nella premessa incomincia a citare Fiorenzo Toso. Quindi siamo nel 1998, abbiamo già il primo riferimento a Fiorenzo Toso e viene evidenziato che
ed è stata rafforzata dal sostegno di appassionati e studiosi, leggo direttamente dalla presentazione, primo fra tutti Fiorenzo Toso, che da tempo ha rivolto i suoi interessi scientifici verso la problematica linguistica che caratterizza la popolazione tabarchina. Quindi siamo nel 1998 e viene già citato che da tempo Fiorenzo Toso si sta interessando di tabarchinità, specificatamente dal punto di vista linguistico, ma scopriremo che non è solo così. I testi di cui brevemente andrò a parlare ora sono immediatamente successivi a questo studio, quindi arriviamo al 2001 che rappresenta il vero spartiacque per il mondo della tabarchinità. Esiste un prima e dopo Fiorenzo Toso. Cosa fa? Raduna quello che, usando diciamo un modo di dire che era abbastanza di moda qualche anno fa, raduna gli stati generali della tabarchinità. Perché? Perché vuole che tutti i soggetti che si occupano di lingua e cultura tabarchina si trovino insieme per decidere quali siano le norme ortografiche, quali dovrebbero essere le norme ortografiche del tabarchino. Quindi il punto di vista di Fiorenzo è sì quello dello studioso esterno, ma in maniera molto interessante si apre subito a una relazione con tutto quello che è il mondo culturale della tabarchinità. Probabilmente Fiorenzo era già consapevole del fatto che il mondo della tabarchinità linguistica e culturale in generale aveva un notevole fermento, quindi capisce che la potenzialità e il coinvolgimento diretto di tutti i soggetti in campo in una serie di incontri pubblici organizzati in sinergia con l'istituto scolastico e con grandi esperti appunto di storia tabarchina, appassionati locali di storia, fra tutti ricordiamo appunto Niccolò Capriata, il più grande amico Carlo Fortino di Fiorenzo Toso, inizia a gettare le basi di quelli che saranno i 3 lavori successivi. Quindi parliamo del 2001, immediatamente dopo nel 2003 esce Tabarchini di Sardegna, che esula dal singolo aspetto linguistico ma apre la tabarchinità alla passione anche per lo studio dal punto di vista storiografico ed etnografico. Quindi la grande capacità di Fiorenzo Toso è stata quella di avere questa grande visione d'insieme di questo mondo tabarchino, e se sino a queste date la narrazione principale era quella del mito di fondazione prodotto dall'interno stesso della comunità, interessantissimo, come dice Fiorenzo, dal punto di vista dello studioso, ma era necessario che ci fosse anche un punto di vista esterno che aprisse davvero gli orizzonti della tabarchinità a nuove ricerche, a nuovi studi. Quindi Tabarchini di Sardegna apre realmente la comunità tabarchina a nuovi orizzonti importanti di studio. Tutti rimangono affascinati da questa figura che nei dibattiti pubblici riesce a trascinare, riesce a coinvolgere. Tutti aderiscono con entusiasmo, ovviamente ci si confronta a volte anche in maniera serrata su posizioni diverse. Ricordiamo che per quanto riguarda soprattutto l'aspetto della fonetica e dell'ortografia e della grammatica, c'erano stati studi precedenti ad opera di professori locali. Il confronto è serrato, però veniva sicuramente riconosciuto a Fiorenzo il ruolo diciamo di attore principale di questo dibattito sulla lingua. Gli studi precedenti fanno da base essenziale perché poi si sviluppi nel 2004 il dizionario etimologico e poi nel 2005 la grammatica. La grammatica che, come ricordava il dottor Bampi precedentemente, ha tutte le caratteristiche di una grammatica di una lingua nazionale, quindi è suddivisa nei vari capitoli ed è lo strumento fondamentale per l'approccio
dal punto di vista linguistico per la tabarchinità. Voi, adesso io ho anche il privilegio di avere una piccola libreria in centro. Voi non avete idea di quante persone quasi quotidianamente chiedono di poter accedere ai testi di Fiorenzo Toso. Questo è un appello che noi dobbiamo rivolgere, perché purtroppo alcuni dei testi non sono più disponibili. Vedo che avete citato per più volte il piccolo dizionario etimologico ligure, che sarebbe una risorsa anche per noi. E vi spiego subito il motivo, perché, come è stato ricordato prima, il dizionario etimologico del tabarchino, ai noi, si è fermato al primo volume dalla A e la C. Quel lavoro è non solo un piccolo dizionario etimologico, ma è un condensato di storia e di cultura tabarchina. Allora, sappiamo che Fiorenzo era andato avanti nella raccolta del materiale, sappiamo che purtroppo il materiale non era completo nella sua interezza. Ovviamente speriamo e confidiamo di poter portare a termine. Noi abbiamo grande bisogno della collaborazione del mondo accademico, perché vogliamo con energia portare avanti questi che sono i nostri obiettivi. La pubblicazione finale, appunto, del dizionario etimologico del tabarchino, che per noi si configura come un'enciclopedia. Noi veramente attingiamo. Voi immaginate che sulla radio locale una delle rubriche del telegiornale tabarchino è dedicata proprio alla scoperta dell'etimologia delle parole, grazie al dizionario etimologico del tabarchino. Quindi questo è un piccolo esempio, ma prima che scada il tempo voglio arrivare all'ultima parte dell'intervento, che è focalizzata sugli esiti di questo tipo di ricerca per la tabarchinità. Perché? Ripeto, siamo nella sede del Polo Linguistico Tabarchino, io coordino i lavori dello sportello della lingua tabarchina, abbiamo associazioni che si dedicano, come l'associazione Safirina, ma tantissime altre realtà culturali che si dedicano alla promozione della parlata locale. Questi sono tutti esiti di quel lavoro fatto da Fiorenzo. Noi oggi possediamo degli strumenti insostituibili, abbiamo il compito, unitamente a tutte quelle persone che sono sensibili a questo tipo di tematiche, abbiamo il compito di portare a maturazione completa il lavoro che è stato segnato da Fiorenzo. Polo della Lingua non è altro che l'unico museo multimediale su una lingua locale in Sardegna. È un piccolo spazio interattivo dove si possono svolgere delle piccole dimostrazioni per le scuole dell'infanzia. C'è un archivio digitale dove noi possiamo raccogliere tutta la documentazione che può essere scansionata, può essere raccolta. Abbiamo una postazione multimediale, un touchscreen, dove sono raccolte tutta quella che è la letteratura orale, abbiamo tutte le canzoni, insomma è un luogo dove si può giocare con la lingua, ma si può anche studiare. Quindi questo è il prossimo obiettivo, è strutturare in maniera molto più articolata il polo linguistico, con il coinvolgimento di entrambe le realtà. Abbiamo accennato al fatto che il tabarchino ha due sottovarietà, il calasetano e il carlofortino. Le opere che ho citato prima valgono per entrambi. Altra grande intuizione di Fiorenzo, che ha ovviamente su basi scientifiche fondatissime, ha unito queste due realtà e le ha dotate entrambe della stessa, nonostante le differenze che poi intercorrono fra le due sottovarietà, ma le ha fatte figlie di un'unica esperienza. Infine, prima di salutare, ci siamo lasciati noi l'anno scorso con la famiglia di Fiorenzo con un obiettivo: avviare una nuova indagine sociolinguistica. Per quello noi abbiamo possibilità di una piccola borsa di studio per qualche studente che si voglia cimentare. Magari faremo un concorso, ecco, immaginiamo un concorso di idee, però è essenziale
ad oggi per le due comunità tabarchine aggiornare l'indagine sociolinguistica. Voi avete più volte parlato di un tasso di dialettofonia molto alto per le comunità tabarchine, ed è vero, ovviamente non è più quello degli anni 2000. La comunità linguistica tabarchina vive le dinamiche di tutte le altre lingue locali, vive per certi aspetti una sofferenza, anche se vive un inedito e rinnovato uso della lingua scritta. E questo è un fenomeno altrettanto interessante da studiare, soprattutto all'interno di quello che è la messaggistica, ad esempio. È un inedito. Si scrive molto tabarchino sulla messaggistica istantanea. Per quello che da poco abbiamo immaginato di creare un'applicazione di traduzione istantanea dove si può utilizzare la parola tabarchina così come la grammatica vuole che l'ortografia vuole che sia scritta. Quindi è un ulteriore passo davanti per incentivare l'uso anche scritto del tabarchino. In ultima analisi, e chiudo, il grande desiderio di Fiorenzo era che crescesse sempre più una letteratura inedita in tabarchino. Questo è importante, è un messaggio che noi dobbiamo mandare, perché la letteratura tabarchina ovviamente non ha un corpo così strutturato, nasce più o meno a metà del Novecento, a parte qualche testimonianza precedente, ma di poca rilevanza. L'obiettivo era quello di far nascere e strutturare in maniera sempre più articolata una letteratura in tabarchino. Spero davvero che tutti i nostri sforzi in sinergia con tutte queste realtà che hanno fascino, che subiscono il fascino della parlata tabarchina, possano portare veramente al compimento di questo desiderio. Grazie mille. Sì, grazie mille anche degli spunti per il futuro, no? Quindi sono tutte informazioni anche in gran parte credo nuove per molti. Inviterei la prossima relatrice, la professoressa Annalisa Rossi, che lavora presso il Ministero della Cultura dal 2017. Prima era l'Archivio di Stato di Genova, ora dirige la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia e l'Archivio di Stato di Milano. Grazie per essere venuta. Buonasera a tutti, ringrazio Erika Utelli, l'Accademia per l'invito che ho accettato e ho accolto molto rapidamente, proprio al volo, sull'onda emotiva, motivata, fondata sulla necessità e sul bisogno di restituire in questa sede alla comunità il valore, lo sguardo e le lenti di osservazione che di cui Fiorenzo mi ha dotata in uno dei primi incontri quando io sono arrivata a Genova. Non sono un'esperta di linguistica, per cui vi ho ascoltato con grande interesse i vostri contributi, ma ho il compito di garantire la permanenza del patrimonio dello Stato col cappello di direttore al momento dell'Archivio di Stato di Milano, al tempo dell'Archivio di Stato di Genova, e con il cappello del soprintendente ho il compito di garantire la permanenza dei patrimoni archivistici e bibliografici pubblici e privati notificati del territorio. Il mio compito è quindi quello di far vivere i patrimoni, di garantirne la vita e di provare continuamente con quelle attività che si chiamano di valorizzazione a restituirli alle comunità di riferimento. La Convenzione di Faro è stata di recente ratificata nel nostro ordinamento nazionale e si fonda su un concetto fondamentale. Uno dei driver della Convenzione di Faro vede il passaggio e il salto dal concetto del valore del patrimonio culturale in sé al concetto del valore del patrimonio culturale in quanto riconoscibile e riconosciuto dalle comunità di riferimento, laddove il concetto di comunità è un costrutto logico e il concetto di valore è un costrutto culturale, quindi al di là del perimetro geografico, al di là del confine, al di là del limite
che se vogliamo è esattamente il refrain, il discorso, il motivo ricorrente che nel corso di questa conversazione, nel corso di questo pomeriggio, ma da quanto apprendo dalle vostre testimonianze, per le quali vi ringrazio, è stato un po' il filo rosso dell'attività di Fiorenzo e di chi intorno a lui e con lui ha studiato e continua a studiare il fenomeno della lingua genovese. Parto e riparto dal concetto della lingua genovese e chiedendovi scusa se mi permetterò di spendere qualche minuto in un ricordo sul quale però si fonda un valore che ha ispirato l'intero anno poco più della mia direzione dell'Archivio di Stato di Genova. Sono entrata in servizio al Ministero della Cultura come dirigente a giugno 2017 e al 17 luglio 2017 ho avviato il mio incarico di direzione. Sono arrivata a Genova. Non ero mai stata a Genova prima, non sapevo nulla di Genova, tantomeno conoscevo qualcosa del patrimonio dell'Archivio di Stato di Genova e sono atterrata in un contesto, me lo raccontate voi e me lo insegnate voi, rispetto al quale mi si è posta immediatamente la sfida, oltre a quelle interne alla gestione dell'Istituto del Patrimonio, la sfida di entrare immediatamente in relazione con la comunità, quanto prima. E c'era sul tavolo un'occasione, un'opportunità precostituita che non era assolutamente frutto del mio lavoro, tantomeno di alcun mio merito, che era l'organizzazione in corso della mostra documentaria Il Genovese, storia di una lingua, di cui Fiorenzo Toso e Giustina Olgiati, funzionario storico, io scherzosamente non so se sia qui in sala perché ci eravamo sentite, ci eravamo dette che ci saremmo incontrate, io scherzosamente ho sempre detto e continuo a dire il vero direttore dell'Archivio di Stato di Genova, perché una delle persone che meglio conoscono quel patrimonio, che lo sanno indagare, gestire, raccontare. Era in corso l'organizzazione di questa mostra documentaria che in maniera, come dire, singolarmente e in maniera un po' diversa rispetto alla tradizione e alle abitudini dell'istituto, raccoglieva ed avrebbe raccolto ed esposto non solo documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Genova, ma raccoglieva anche prestiti da altri enti. Anche questo è un elemento molto significativo ai fini della dimensione di valore che mi piace testimoniare oggi in questa sede. Giusto per citarli rapidamente, oltre all'Archivio di Stato di Genova, enti prestatori di quella mostra erano l'Archivio di Stato di Milano, l'Archivio di Stato di Savona, l'Archivio Storico del Comune di Genova, l'Associazione Accompagna, l'Associazione Chelinse, Biblioteca Civica Berio, Biblioteca Franzoniana, Biblioteca Universitaria di Genova, Museo Biblioteca dell'Attore, Società Ligure di Storia Patria e diverse collezioni private. Primo giorno di lavoro all'Archivio di Stato di Genova, 17 luglio. Penso che già la settimana successiva Fiorenzo Toso sia stata una delle prime persone che ho incontrato e con le quali ho parlato. E quale occasione migliore, quale opportunità più incredibile che avvicinarsi al senso, toccare la dimensione di valore della comunità, avere la possibilità di entrare in contatto con ciò che distingue la città, la comunità, il valore, i valori di riferimento, che arrivarci attraverso il contatto e gli occhi e la competenza e la conoscenza e la passione di Fiorenzo. Ecco, in quel primo incontro penso che una delle prime cose sulle quali ci siamo scambiati delle parole, se ben mi ricordo, sia stato proprio il concetto della lingua genovese. Ripeto, io non sapevo assolutamente nulla. E lui mi ha detto, sì, facciamo questa mostra, ma attenzione direttore, non pensi che stiamo ragionando di un dialetto qualunque, qui stiamo parlando di una lingua. E col suo fare, che conoscete molto meglio di me, mi ha spiegato esattamente dal suo punto di vista la differenza. Poi abbiamo ragionato di documenti, ne abbiamo guardati alcuni, c'era la cara Giustina con la quale poi abbiamo discusso di una serie di cose, e io mi sono portata a casa, me lo porto ancora,
ce l'ho ancora con me, questa consegna, questo significato, questo senso, la consapevolezza piena, la coscienza della lingua, del segno linguistico come patrimonio culturale della comunità. Può sembrare una banalità, ma per chi lavora con il patrimonio documentario, il concetto della cosa, forse in una delle relazioni precedenti abbiamo ascoltato questo passaggio, il concetto della cosa come portatrice di valore è, come dire, un prerequisito. Quando lavori, quando fai tutela, l'attività che svolgi è quella di cercare il valore nelle cose, di qualificarlo in termini culturali, cioè di agganciarlo a dimensioni di senso nelle quali la comunità nazionale, locale si riconosce, e di tradurlo in qualche cosa che sia comunicabile e che consenta a quella comunità di riconoscersi in quella dimensione di valore. Quindi il rapporto cioè la ricerca del valore nell'oggetto e nella cosa è la nostra attività quotidiana. Ma passare, avvicinarsi alla comunità, al senso, a quello che è valore per una comunità e per una città, nell'esercizio di una funzione istituzionale, della funzione istituzionale, del direttore di un istituto culturale che deve garantire la permanenza di quel patrimonio per quella comunità e farlo attraverso il segno linguistico, che ti arriva con la testimonianza di Fiorenzo che ti dice: il patrimonio è questo, ma questi due patrimoni, il segno e la cosa, se non li teniamo insieme e non siamo capaci di raccontarli in questa dimensione, abbiamo perso la partita. Tu come direttore di un istituto di conservazione, io come studioso. E allora io mi sento qui oggi di restituire questo valore alla comunità di riferimento per ringraziare Fiorenzo di quella testimonianza e del lavoro di certosino, di accompagnamento, anche molto divertente, devo dire, quasi giocoso a volte, che abbiamo condiviso in quei mesi. La mostra è stata inaugurata, quella mostra è stata inaugurata il 19 settembre del 2017 ed è rimasta aperta fino al dicembre 2017 e a seguire, se ben ricordo, il giorno 27 settembre Fiorenzo venne a tenere una conferenza in cui raccontò alla comunità queste sue idee a partire dal patrimonio documentario esposto in quella mostra. Col senno di poi, con le esperienze professionali fatte in questi anni, io mi sento di dire che quella testimonianza di quel primo incontro con Fiorenzo non ha solo condizionato l'approccio al percorso di quella mostra, che era un'attività di valorizzazione di quel patrimonio della comunità, ma la lettura della funzione. Cioè, ha disegnato un approccio alla funzione di direttore di un istituto culturale che intorno alla quale credo di lavorare ancora e grazie alla quale io penso di poter camminare forse a volte con un passo più significativo. Quale sia il significato effettivo e il valore che si riesce a dare quando si fa questo lavoro è la comunità che deve dirlo, la testimonianza. Noi abbiamo il dovere di farlo e di allestire opportunità e possibilità di apprendimento e sviluppo sociale. E farlo con lenti così mature e così consapevoli è un dono del quale io sento di dovere a Fiorenzo il senso. E quindi questo volevo restituire, un grazie a lui e un grazie a Genova, perché non è vero che Genova tiene, Genova dà. Grazie. Grazie mille. E passiamo allora alla prossima presentazione, la professoressa Nicoletta Da Crema dell'Università di Genova e protettore vicario dell'Università di Genova e anche professore ordinario di letteratura tedesca. Grazie mille per essere venuta. Grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti. Questo è un momento per me molto emozionante
perché intanto devo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata in cui Fiorenzo Toso è qua con noi. E io ho scelto di dare un titolo specifico alla mia brevissima chiacchierata con voi, Fiorenzo Toso e la ricerca universitaria. Perché ho scelto questo titolo? Da un lato perché io sono una ricercatrice universitaria, il mio lavoro è fare ricerca. Poi perché rappresento in questi anni l'università come prorettrice vicaria, ma in realtà non l'ho scelto per questo. L'ho scelto perché credo che questo sia un titolo che davvero meglio rappresenta Fiorenzo Toso. Che cosa intendiamo per ricerca universitaria? È proprio su questo elemento, su questo doppio elemento che vi invito a concentrare l'attenzione. C'è da un lato la dimensione dell'università, cui Fiorenzo Toso ha appartenuto per buon tratto di vita, e dall'altra parte c'è la dimensione della ricerca. Ora, la ricerca è la seconda missione dell'università, no? Dopo la formazione c'è la ricerca. Io mi permetterei invece di invertire i due passaggi. Prima c'è la ricerca e il trasferimento della ricerca deve essere, come dire, concretizzato nella formazione delle giovani generazioni. Però concentriamoci sulla ricerca e dicevo, in questo titolo io credo davvero che ci sia tutto Fiorenzo Toso, tutto il ricercatore, ma il ricercatore inteso nel senso più ampio del termine. Se per ricerca noi intendiamo il gusto, il piacere di scoprire, di indagare, di andare a fondo dell'oggetto, del fenomeno. E poi la capacità, come secondo passaggio, di interpretare il fenomeno dopo che lo si è scoperto e poi di verificarlo come terzo passaggio. Io credo che questo sia il processo della ricerca, ma quel processo della ricerca in cui Fiorenzo si immedesimava completamente. E non era solo ricerca universitaria, ma era, come dire, la capacità, direi rara, di Fiorenzo Toso è stata quella di davvero impersonare, interpretare fino in fondo il concetto di ricerca. E ne ha fatto uno studio sistematico. Io credo che la sua impostazione di vita, per chi l'ha conosciuto, per chi ha avuto la fortuna di poterlo frequentare come è capitato a me, lo studio sistematico, cioè il fare della ricerca un sistema di vita, un modus operandi, ma un modus vivendi. La curiositas che ha animato, che anima il ricercatore, perché è alla base di tutto, no? È il motore primo che accende tutto il percorso, la curiosità. Ecco, io credo che la curiosità sia proprio tipica di Fiorenzo e Fiorenzo la applicava a qualsiasi elemento di vita. Altro passaggio che vorrei, così è una suggestione. Come dicevo, la ricerca deve avere come suo
prodotto la scoperta, ma la scoperta, lo studio in questo caso, deve generare conoscenza e questa conoscenza deve essere trasferita. Ecco, io credo in questo senso, questa è anche la missione dell'università, è la grande missione dell'università. Ecco, Fiorenzo Toso, in questo senso, Fiorenzo è la ricerca universitaria, ecco il titolo che si sta componendo nelle sue dimensioni. Ecco, io credo che Fiorenzo Toso ha davvero saputo, come pochi altri di noi, trasferire, non solo generare conoscenza, e vi invito, non so se questo elenco di opere, bibliografia scelta, ce l'ho solo io o forse anche molti di voi l'hanno condivisa. Era nel programma, la terza pagina, si trova online se vi interessa. Ecco, allora andate per curiosità a dare un'occhiata alla sua bibliografia scelta, è proprio una scelta tra 500 titoli, sottolineo 500 titoli prodotti della sua ricerca. Ecco, però già da questa bibliografia si capisce, si evince quanto Fiorenzo Toso generasse conoscenza. Noi oggi siamo qua a parlare di Fiorenzo Toso e della conoscenza che ha generato, ma anche, e mi piace sottolinearlo, della conoscenza, e questa è la missione dell'università e la missione di Toso come universitario, che viene trasferita. Io da germanista lo dico in tedesco, al nostro Nachwuchs, cioè ai nostri eredi, ai nostri eredi culturali. E è bellissimo che questo convegno, questa giornata sia stata organizzata anche dagli eredi, anche dai discepoli di Fiorenzo Toso. Però siamo stati tutti, chi più, chi meno, chi in varie misure, siamo stati tutti discepoli di Fiorenzo. Abbiamo condiviso tutti con Fiorenzo, ma grazie a lui, questa conoscenza che lui generava. E questa conoscenza che, ed ecco questo è un elemento fondamentale della ricerca e così dovrebbe essere sempre la ricerca, che non ha confini, che non conosce confini, che non rimane limitata a un determinato campo, ma che mette in dialogo tutti i campi del sapere. Fiorenzo l'ha fatto con una assoluta generosità e l'ha fatto con assoluta generosità con me. Se permettete, do un piccolo ricordo autobiografico. Io ero arrivata da poco tempo all'Università di Genova, provenendo dall'Università di Cagliari, ed era alla fine del 2017, massimo. E una delle prime persone, non conoscevo praticamente nessuno a Genova, e una delle prime persone che ho incontrato e che ho conosciuto è stato proprio Fiorenzo Toso. E è nata una amicizia profondissima che andava al di là delle occasioni di incontro. Ci vedevamo quando potevamo e lui mi portava a mangiare la farinata, e quando dico appunto questa generazione della conoscenza condivisa, mi portava per i vicoli di Genova, mi ha fatto conoscere lui Genova, mi ha fatto conoscere lui la Genova più nascosta, e io ho avuto questo grandissimo privilegio di avere avuto un Virgilio, non un Virgilio, voglio dire un maestro come Fiorenzo Toso. E se conosco Genova, e credo di conoscerla un po', lo devo essenzialmente a lui. Però questa conoscenza condivisa spaziava
dai miei campi di ricerca, io sono una germanista, mi occupo di Prussia, di Prima Guerra Mondiale, di Austria. Lui condivideva con me e arrivava fino alla farinata, per dire, arrivava fino alle manifestazioni della cultura intesa nel senso più ampio del termine, e tutto era ricerca, tutto era trasferimento di sapere. Ecco, il perno della ricerca però è l'uomo. Torniamo sempre all'uomo. L'uomo che ha sete di conoscenza, e io credo proprio che Fiorenzo Toso avesse sete di conoscenza e che avesse anche però il gusto della conoscenza che sapeva, ripeto, condividere. E posso dire che ha assaporato il sapere, hanno la stessa radice, assaporare e sapere. E non solo, ma ha anche fatto assaporare a noi in modo molto semplice, molto naturale questo sapere. Dicevo, la ricerca non deve avere confini, non dovrebbe avere confini, e gli studi di Fiorenzo infatti non hanno avuto confini. Si è occupato di Mediterraneo, ma io devo dire che ha aperto i confini del Mare Nostrum, li ha allargati e ci ha fatto vedere un Mediterraneo, o meglio, una Genova, che non ha avuto confini, che ha saputo impollinare linguisticamente, l'abbiamo visto con Tabarca, con la Crimea, abbiamo delle manifestazioni di genovese, no? In Crimea, eccetera. Quindi in tutto il Mediterraneo ha saputo Genova impollinare il Mediterraneo, dare vita, dare vitalità nuova, trasferire vita a tutta la regione mediterranea. E io credo che questo fosse il gesto d'amore più bello di Fiorenzo Toso per la sua terra. È stato un grande cantore di Genova, ha fatto ancora di nuovo grande Genova con i suoi studi e la Liguria. E volevo dire un'ultima cosa: questa ricerca che non ha confini si trasferisce anche nel suo essere poeta, nel suo essere stato poeta, nei suoi versi. I suoi versi che risentono senza dubbio della ricerca linguistica della linguista, della ricerca del segno, della musica, del ritmo, eccetera, ma quindi della ricerca formale, e però ecco che ritorno al concetto alto di ricerca: al centro ci deve essere l'uomo, cioè ci deve essere l'etica, l'ethos, e credo che accanto al linguista, accanto all'appassionato di letteratura, direi al letterato, accanto allo storico, perché tutto questo era Fiorenzo Toso, c'era appunto questo suo aspetto etico. E quindi parlo per me, ma credo di poter parlare per tutti noi. Credo che ci abbia dato una grande lezione di etica e anche di impegno nel lavoro. E quindi molta gratitudine. Grazie. Grazie mille anche di questa presentazione e di questi ricordi anche, insomma, con Fiorenzo Toso, no? È bello perché i presenti qui condividono o l'amicizia, anche appunto tutti gli insegnamenti che ci ha dato, quindi fa veramente molto piacere. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, anche questo convegno per cui avrei voluto molto partecipare di persona, ma a causa di forza maggiore me l'hanno impedito. Cercherò da qua di svolgere il tema che mi è stato assegnato, rispettando i tempi, ovvero quello
spinoso e molto ampio della grafia del genovese che mi lega a Fiorenzo, una delle cose che mi lega a lui, perché assieme a lui e altre 6 persone nel 2015 avevamo, su impulso dell'allora direttore del Secolo, Alessandro Cassinis, messo in piedi un gruppo a cui partecipavano anche Anselmo Roveda, Alessandro Guasoni, Daniele Caviglia, Fabio Canessa, Stefano Losito, Erika Utelli e appunto me e Toso, per arrivare a un sistema di resa del genovese che fosse univoco e riconosciuto, il più possibile coerente ed accettato. È la prima volta che si metteva in piedi una squadra di questo tipo e non che il genovese mancasse evidentemente di sistemi ortografici, uno stesso l'aveva proposto Toso nella grammatica del 97, un altro l'aveva proposto il professor Bampi che ha parlato poc'anzi. E quando si è iniziato a pubblicare la pagina domenicale del Secolo, appunto nel 2015, si era utilizzato un sistema ibrido fondamentalmente concordato tra me e Toso. Io mi facevo carico della pagina, lui era un po' il direttore scientifico dell'iniziativa, seppur nell'ombra come nel suo stile, e avevamo concordato una resa del genovese che per certi versi si avvicinava anche alla grafia proposta da Bampi a inizio secolo, perché fondamentalmente per il fatto che faceva servire la Z per tutti i suoni della S tipo rosa, e quindi semplificava in questo senso altrimenti l'utilizzo della S che può avere entrambi i suoni, aspro e dolce. Questa grafia non è che non andasse bene, ma c'erano nei primi mesi appunto della pubblicazione della pagina c'erano ampie critiche, c'era molto interesse, come quando sempre c'è interesse ci sono appunto critiche e suggerimenti, e quindi il direttore disse mi piacerebbe che su iniziativa del giornale si arrivasse a un accordo, a una convenzione che poi grazie alla legittimità e al peso del giornale possa essere in qualche modo accettato. E così ci fu questo gruppo di lavoro che per 6 mesi, 5 mesi si riunì varie volte e poi lavorava ovviamente in remoto per sviscerare poi i temi che chi è esperto della materia, che ovviamente adesso non posso addentrarmi perché è molto ostica, conosce poi. Le cose da decidere sono relativamente poche. Mi è venuto in mente un aneddoto pensando a questo intervento che dovevo fare. La prima volta che ho incontrato Fiorenzo ad Arenzano, uno dei temi di cui avevamo parlato era appunto la grafia, perché era 10 anni fa, più o meno, forse 11. E come tutti quelli che arrivano al genovese si pongono il problema di come scriverlo, vedono che ci sono diversi modi e così via, e quindi il fatto che ci siano diversi modi dà adito alle persone poi di pensare che possano scegliere come più gli aggrada, no? E mi ricordo che io stavo elaborando un criterio mio e lo esposi a Fiorenzo, criterio che sul tema delle doppie, delle consonanti doppie, diciamo sostanzialmente ricalcava il criterio della grafia proposta dal professor Bampi, no? Quindi consonanti doppie in parole piane, tipo aspettemmo, anemmo, dove le ultime 2 M sono doppie, ma tipo ommo, ma singole, semplici, quando per esempio ometto. E Toso mi spiegò che se noi scriviamo ommo, dobbiamo scrivere ometto, poi si pronuncia ometto, però con 2 M. Se invece vogliamo scrivere ometto con una M, scriviamo anche ommo con una M, come fanno a Ponente, no? Perché in genovese non esiste una vera e propria doppia, non c'è un'intensità consonantica da giustificare l'utilizzo della doppia per rendere
un suono, ma questo suono che sembra più intenso è dato dalla brevità o dalla lunghezza della vocale precedente. E quindi è sia accettabile scrivere omu e ometto con una M in entrambi i casi, quello che in italiano leggeremo probabilmente omu e ometto, però in genovese non c'è mai un'intensità consonantica tale da giustificare per forza l'uso della doppia, è una convenzione. Si usa la doppia per segnalare la brevità della vocale precedente o per ragioni etimologiche. Questa cosa io la capii immediatamente e quindi diciamo rinunciai a quelli che erano le miei criteri fino a quel momento. Ma non mi accodai alla lezione di Toso per, come dire, perché lui era un personaggio importante, no? Per principio di autorità, come si dice, ma perché ne riconobbi la logica. E quindi, ovviamente, questo è per dire che era una persona che sapeva ovviamente maneggiare la materia su tutti i suoi aspetti, come oggi avrete messo e metterete in luce, anche su questa questione della grafia, per la quale non aveva una speciale passione, ma si rifaceva alla grafia storica del genovese, che a fine Ottocento era arrivata ad avere una sua standardizzazione spontanea paragonabile a quella, per esempio, del catalano o del provenzale. Lingue che poi a inizio secolo hanno avuto delle loro standardizzazioni ufficiali, il genovese purtroppo no. Quando veniva scritto però nei periodici, nei quotidiani, nei romanzi a fine Ottocento, che è stato molto scritto, sostanzialmente c'erano alcune piccole variabili, ma non c'erano dubbi. Si sarebbe potuto procedere a una standardizzazione, ma non si fece e questa cosa provocò il fatto che si perdette quasi un secolo, fino all'inizio di questo nostro, o alla fine di quello precedente, se consideriamo la proposta di Toso della grammatica. Cosa dire della grafia, che poi si è chiamata grafia unitaria? Fondamentalmente ci furono moltissime discussioni, il percorso fu molto ampio, vennero stilati una trentina di nodi da risolvere. Si tenga conto che quando si risolve una cosa in un senso, questa diciamo, produce degli effetti in altre questioni aperte, quindi è un fatto molto, molto complesso. Fondamentalmente poi il risultato che io oggi applico e che noi oggi applichiamo senza praticamente pensarci, non si discosta poi così tanto dalla grafia che aveva proposto Toso nel 97, ma non perché siamo partiti da lì, bensì perché siamo ritornati lì. Nel senso che evidentemente la maggioranza delle scelte di normalizzazione poi della grafia storica che lui aveva compiuto in solitaria nel 97 si rivelavano valide al vaglio del tempo. Le uniche 4 differenze che io adesso rapidamente ho riscontrato è l'utilizzo della tilde sulla N invece che NN trattino, ma sostanzialmente è tollerato anche scrivere NN trattino, se a uno piace di più così, voglio dire, non è un grave problema. L'eliminazione, questo io ci ho tenuto molto, dei segni di lunghezza su parole piane, tipo atru, evidentemente sì, quella A è lunga, ma non c'è nessun altro caso in cui potrebbe essere breve, quindi era pleonastico, era in più, c'è una L che è sparita, ma non potrebbe pronunciarsi atru, quindi era inutile. La mancanza di accento sulla O nei participi passati e tutte le volte che c'è un O, perché è vero, quella è una O, si scrive O, in genovese si sa che la O si pronuncia U, a meno che non c'è l'accento, ma è impossibile che ci sia UU in genovese e quindi questo O, che è così frequente in tutti i participi passati per esempio, non ha bisogno di essere segnato altrimenti. E la U, tipo pittua, che Toso segnava con un accento, ma invece in un caso del genere non serve. Rimane, diciamo, l'ambiguità dei ditonghi in cui uno deve sapere che riguardo quello è un ditongo, mentre figura non c'è il ditongo e quindi la U ha quel suono, mentre le lettere che troviamo sono sempre UA.
E è una grafia, in definitiva, che una volta presa, è chiaro, non consente tutta la capacità di, diciamo, lettura che invece facilita la proposta di Vampi, che quindi ti rende possibile leggere qualunque parola, al di là del fatto che tu la conosca o meno. Vero è che si mantiene più fedele alla grafia storica del genovese e diciamo ha una sua certa eleganza, che è un fattore che forse, come dire, per certe formazioni accademiche è un qualcosa di alieno e distante, ma nei fatti linguistici che non possono prescindere dallo stile, direi che è assolutamente rilevante. In 10 minuti non posso raccontare molto di più, sebbene sia un tema che si presterebbe a moltissimi ragionamenti ulteriori. Spero di averlo svolto, insomma, come potevo e nel ricordo di Fiorenzo Toso che un sacco di cose ci ha insegnato senza imporle. Grazie, un saluto. Sì, grazie mille. Quindi si vede anche quanti sforzi si sono fatti a più livelli, anche insomma da più persone per sviluppare dei sistemi di grafia. Una cosa che mi preme dire è non fatevi spaventare da tutte queste regole, perché ovviamente se uno, ho letto spesso, anche spesso su internet, dei post di gente che diceva io non so scrivere, allora scrivo in italiano, no? Quindi vorrei incoraggiare ovviamente tutti iniziano da qualche parte, che poi si scelga una grafia o l'altra, sono anche spesso questioni identitarie e anche di scelta, no? Proprio voluta, quindi questo è il mio incoraggiamento personale. Grazie mille, allora ora possiamo veramente passare all'ultima relazione di Marcello Fera e Claudio Lugo. Marcello Fera è compositore, violinista e direttore d'orchestra, è genovese ma vive a Merano. E Claudio Lugo è compositore e sassofonista, allievo e collaboratore di Silvano Bussotti e docente per oltre 20 anni al Conservatorio di Alessandria. Grazie mille e insomma con voi concluderemo in bellezza. Grazie mille. Faccio un piccolo annuncio perché abbiamo iniziato leggermente dopo, c'è stato qualche intoppo, quindi se l'Accademia ci dice che va bene possiamo anche superare di qualche minuto le tempistiche previste. Grazie. Grazie, buonasera, grazie all'Accademia e con molta emozione, molta felicità sono qua a vedere la bella riuscita di questo incontro che è nato da un colloquio un anno fa con Massimo Bacigalupo che ha aperto le porte dell'Accademia perché accadesse. E sono anche molto grato all'intervento della professoressa Da Crema che ha in qualche modo già disegnato l'ampiezza e il continuum tra la figura umana e i campi di interesse di Fiorenzo, che penso abbiano segnato l'incontro che ciascuno di noi ha avuto con lui. Nella mia fattispecie il dolore della scomparsa di Fiorenzo si combina con il fatto di una conoscenza che è durata pochissimo, perché io ho conosciuto Fiorenzo nel 2021 grazie a Claudio Lugo che mi siede a fianco per l'organizzazione di un festival che dirigo a Merano, per cui è stata prevista una serata in cui il programma musicale verteva sul tema del risentimento amoroso in poesia nel Seicento e in questa costellazione è nato l'incontro con Fiorenzo che si è prodigato
non solo per consigliare insomma i pezzi i brani di Cavalli che poi abbiamo scelto, ma addirittura anche nell'accompagnare le prove, insegnare la dizione, la cantante, eccetera. Questo per così disegnare un attimo anche la naturalezza e l'entusiasmo con cui Fiorenzo ha lavorato anche in questo campo. Mi fermo qui perché non è per parlare che siamo qua, ma appunto per far ascoltare gli esiti, un'altra possibilità degli esiti. Si parlava prima di generare conoscenza. Ecco, in questo caso, come la ricerca accademica, la ricerca storica e filologica poi produca anche degli esiti invece nel campo della creazione artistica, come in questo caso, al di là di quello che voi penserete di ciò che ascoltate, ma secondo me in modo molto felice comunque. Grazie. Ma io aggiungo soltanto 2 parole, poi ascolterei senza soluzione di continuità la musica. Allora, intanto condivido assolutamente il piacere di avere collaborato con Fiorenzo. Vi ho detto tramite mio, perché stavo lavorando su alcuni versi dei Giustiniani e ho colto questa poesia che aveva postato su Facebook Fiorenzo Toso tramite un comune amico, professore qui all'Università di Genova, Marcello Frixione. E quindi vabbè, andai a incontrarlo, ci sentimmo per altre cose, anche lui da subito ha insistito che non dovevo lavorare su Giustiniani per la musica, ma dovevo lavorare sulle canzoni del Cavalli, che lui considerava la cosa più sperimentale prodotta dalla poesia genovese seicentesca, e laddove c'era la quintessenza di come il genovese contro, se vogliamo dire, il fiorentino, no? Come dicevano allora, poteva condensare e rappresentare alcune immagini proprio anche attraverso il suono e attraverso la condensazione linguistica, che non erano agibili e non sono agibili nell'italiano che stiamo parlando. Quando Marcello Fera mi chiese qualche cosa sul risentimento barocco, io ebbi un attimo di scompenso, non so se ricordi, perché il risentimento è un sentimento appunto che non vorrei mai toccare, ma leggendo sotto consiglio di Fiorenzo Toso le canzoni di Cavalli, invece cambiai completamente opinione e proposi questa cosa a Marcello. Da lì andiamo avanti insieme e da subito con Fiorenzo, che per noi due fu un tutor, no? Di assolutamente in tutti gli aspetti, dall'aspetto storico filologico ovviamente all'aspetto linguistico più intimamente inteso, ma poi anche si prestò veramente, come ha detto Marcello, alla preparazione. La cantante Cristina Mosca, molto brava come sentirete, è del canavese, quindi vabbè, un'area linguistica diciamo limitrofa, ma molto differente. Ma lui insistette perché aveva un'idea della pronuncia, no? Del genovese barocco anche molto differente da quella del genovese moderno e soprattutto del genovese urbano, come quello che ancora si può sentire. E lui disse una cosa, non so se ricordi, Marcello disse, ma se era una cantante genovese, anche nata qua in centro storico, che magari aveva orecchiato tutta la vita il genovese contemporaneo, urbano, probabilmente avrebbe avuto delle difficoltà a mutare la pronuncia di certe parole, che invece Cristina, lui disse, aveva abbastanza realizzato, insomma, in modo abbastanza sorprendente. Quindi questo era quello che volevo dire. Mi unisco a Marcello nel ringraziare l'Accademia e tutti voi in questo ricordo, che per noi ovviamente è stata una tranche de vie da musicisti assolutamente impareggiabile, proprio paradigma. Molti hanno parlato di paradigma, ecco, così è rappresentato il paradigma di un rapporto fra intellettuale e artista, fra aspetto di una cognitività, diciamo, di natura squisitamente accademica, ma molto alta e mai distaccata comunque dal territorio, e poi la vita, una vita che è fatta anche di suoni musicali. Grazie.
era bella, Lucernetta, lanternetta, stella piccina ma bella, chi te guia, fantasia, de passar così l'uomo. Oh, tutto sto roto amore. Quello raggio del lumetto, cuscinetto, e lo lume da vieggio, oh gioiello, era mello, e la pria da ligà, e lo figo, oh più roba, se vi vego bordellina, uno strinno, come feito trovalego, ti verese, ti carese, ti te puoi ride senza, con l'inferno de bella sorte, beati e cusi mie, mica mu me darà morte, mi conforno notte e giorno, in me vita ho da patì, in me spero muè d'uscì. E non lo crede. Allora, io rinuncerei volentieri al terzo pezzo per dire due parole su questi e poi ti chiederei a te di dire qualcosa sull'una e poi chiudere, perché mi sembra importante. Allora, anche perché i suggerimenti, le indicazioni, la dialettica continua con Fiorenzo ha portato anche a delle scelte appunto competitive. Allora, questo che abbiamo sentito, La lucciola, tra tutte, chi conosce le canzoni dei cavalli, quella forse più romantica per certi aspetti, cioè in cui c'è addirittura alla fine c'è l'immagine di lui che porta il suo fuoco, no? E comunque inizia, avete sentito, io ho voluto così, come una voce fanciulla, c'era questo incanto, e tra l'altro si discuteva con Fiorenzo che proprio a metà del Seicento si incominciava a capire il meccanismo biochimico
della luminescenza delle lucciole, era il secolo in cui lo scientismo incominciava a aprire le porte alla competenza su alcuni aspetti naturali. Per cui c'è questo incanto riportato dal Cavalli, che era sicuramente istruito su questi aspetti, no? Delle nuove scienze, e poco a poco, come avete sentito, la voce diventa più greve, perché lui, comparandosi, diciamo, non potendo compararsi alla leggerezza della lucciola, dice: se quello non è fuoco, forse è fuoco, io però sono nel fuoco, no? E quindi finisce con una voce molto profonda, quasi anziana. Nel primo, invece, quello di Rusignon, c'è un atteggiamento, direi che al limite dello stalkeraggio, nel senso che dice: mettiamoci nascosti, li urliamo dietro di tutto, eccetera, eccetera. E su questo c'era una discussione con Fiorenzo, che ammetteva che il Cavalli, forse poi l'abbiamo sentito anche stamani, no? Aveva degli accenti tante volte un po' sgradevoli nei confronti del femminino, e questa forse era, per cui io l'ho immaginata invece in un modo più da opera comique, o se volete Mozart da Ponte, si parva licet, nel senso di lei che racconta a un'amica: vedete cosa fa quello lì, perché è fuori completamente, mi viene a cercare in questo modo, e alla fine c'è questa compagara ad un addio, no? Gli dice, e si gira, c'è un suono molto forte, e alla cantante era richiesto di girarsi e mostrare le terga, diciamo, al pubblico, che è mostrare le terga a questo che la importunava anche un pochino, no? Con questi versi. Comunque c'era tanta dialettica, anche penetrazione e contestualizzazione dei versi, molto molto importante per noi musicisti. Sì, io do solo un'informazione che forse è mancata: il primo brano, l'autore sono io, gli altri due brani invece sono del maestro Lugo. L'ultimissima osservazione, appunto, il brano che ho musicato io comincia con un incipit dove l'una cornua un po' se tu lugi tanto che ti sciatti. Allora, quando si pensa a Marinetti, che aveva dichiarato guerra al chiaro di luna, alcuni secoli prima abbiamo avuto Cavalli che comincia la poesia augurando alla luna di scoppiare dall'idea anche della forza, diciamo, degli strumenti, delle immagini poetiche di questo autore, che appunto non arriva al resto d'Italia perché usa una lingua minoritaria, però sicuramente aveva una qualità straordinaria. E Fiorenzo penso che nella mia vita manchi tantissimo, perché a seguito di questa esperienza è diventato una sorta di genio della lampada per quanto mi riguarda, per cui qualsiasi genere di stupidaggine mi venisse in mente da chiedergli, sapevo di poterla chiedere a Fiorenzo, che adesso non c'è più. E grazie ancora, e chiudiamola qua. Allora ringrazio di nuovo tutti quanti i presenti, chi ci ha seguito online, i relatori, l'Accademia, insomma, ora non riesco a rielencare tutti quanti. Comunque grazie della collaborazione. Vi ricordo gentilmente chi ha ricevuto il cartellino di riporlo nuovamente nello scatolone in fondo, perché li dobbiamo restituire, e vi ricordo che chi vuole si può unire a Mente Locale per una pericena, però diciamo ognuno paga per conto suo, sono 12 euro per buffet più un drink. Va bene, allora grazie ancora. E c'è ancora qualcosa? C'è ancora qualcosa che ho dimenticato, forse? Ah sì, gli atti, l'ho detto all'inizio del convegno, ma forse è bene ricordarlo, usciranno nel 2024, dovremo pubblicarli abbastanza presto, perché gli autori dovrebbero consegnarci tutti i contributi entro fine anno. Quindi usciranno presso Zona, sia in formato cartaceo sia in formato ebook. Ovviamente, insomma, speriamo che vi possa interessare. Grazie ancora.